verità. Oh no, cara. Io e te padre stiamo parlando della sua giornata. Perché non racconti anche tu, tesoro? Jane, oggi ho lasciato il mio lavoro. Poi ho detto al mio capo di andare a fare in culo, poi l'ho ricattato per quasi $60.000. Passami il sale. Tuo padre sembra credere che questo sia un comportamento di cui andare fiero. E tua madre sembra preferire che io passi la vita come uno squalo prigioniero, mentre lei tiene il mio uccello dentro un vasetto sotto il lavandino. Come osi parlarmi in questo modo davanti a lei? E mi meraviglio di come tu possa essere così sprezzante lo stesso giorno in cui hai perso il lavoro. Perso? Non l'ho perso, non è mica... Ups, dove è finito il lavoro? Ho Oh, lasciato... ti ringrazio anche per darmi ulteriori responsabilità. Sarò la sola a portare il pane a casa. Ho un altro lavoro. Ah, non fermaci a pensare che doveva pagare il mutuo. Lasceremo tutto in mano a Carol, vero? Sì, non dovrai preoccuparti più di niente. Tu penserà tutto Carol. Tuo marito pensa di dover lasciare il lavoro, a te non dispiace. Qualcuno potrebbe passarmi quegli asparagi Scusate, dal io cazzo? in questo non ci voglio entrare. Seduta. Ne ho piene le tasche di farmi trattare come se non esistesse. Voi due fate quello che volete, quando volete farlo, e io non mi lamento. Ah, tu non ti lamenti? Tu non ti lamenti? Allora devo essere pazzo se tu non ti lamenti. Perché non prendiamo un risotometro e vediamo quanto fai con questa battuta, se tu non ti lamenti?